Scuole in Rete compie 18 anni e la sua lettera di presentazione è ricca di progetti ad ampio respiro. L'ultimo in ordine di tempo ha partecipato e vinto un bando della Regione Veneto. Si chiama Cittadini con il turbo, ripartire dal noi, e quel noi appare un cammino intrapreso per oltrepassare il confine degli egoismi anche per le cose futili. Il progetto prevede diverse azioni per promuovere la cultura del volontariato e della solidarietà, della non violenza e dei diritti umani, della cittadinanza globale, del rispetto delle diversità, dell'ambiente, dei beni comuni, della legalità, della parità di genere. Da noi da sempre lavoriamo per la cittadinanza attiva, la prima sponda è quella naturale, proprio il volontariato, e cerchiamo di coinvolgere quindi gli studenti in questo percorso di educazione all'atteggiamento anche di volontariato, che è quello di metterci qualcosa in più anche quando fai il tuo lavoro. Domani mattina per gli studenti, la sera per gli adulti, appuntamento a teatro per assistere allo spettacolo di Tiziana Masi Io Siamo, che sottolinea e promuove un percorso alla scoperta del volontariato per valorizzare il noi e ripartire dopo la pandemia. Il lavoro di Tiziana Masi è stato presentato al Senato e al Presidente Sergio Mattarella. Partner del progetto Cittadini con il Turbo sono la Diocesi di Belluno-Feltre, Provincia e Comune di Belluno, l'Ufficio Scolastico Provinciale, la Consulta degli Studenti, il Centro Servizi per il Volontariato e l'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra.